Un cordiale buongiorno e ben ritrovati come ogni giorno al nostro appuntamento dedicato all'informazione quotidiana di Focus TG. Martedì 31 maggio sono le 12 in punto, questo significa che saremo in vostra compagnia in diretta fino alle 13:30 per tenervi aggiornati e informati su tutto quello che è successo e che sta succedendo nel nostro territorio. Oramai lo sapete perché siete un pubblico affezionato e di questo vi ringraziamo. Il nostro Focus TG inizia sempre con una lunga e approfondita pagina di cronaca per poi lasciare spazio all'attualità, alle notizie di costume. Parleremo di sanità, di sport, di turismo, insomma tante iniziative che hanno coinvolto dai fanti agli alpini, passando per i bambini di tanti comuni del Veneto, però come detto apriamo subito la pagina di cronaca che purtroppo è una cronaca macchiata ancora una volta di rosso, il rosso del sangue sulle strade del nostro territorio. Ci spostiamo a San Bartolomeo di Breda di Piave, dove ieri nel pomeriggio si è verificato un grave incidente, un incidente mortale in moto. La vittima è un 52enne che abita poco lontano dal luogo in cui è finito fuori strada, andando a schiantarsi addosso a un cartello stradale. In sella alla sua moto è improvvisamente finito fuori strada, andando a scontrarsi rovinosamente contro un cartello stradale e morendo praticamente sul colpo. Ancora un centauro vittima della strada, questa volta a Breda di Piave. La vittima sarebbe un 52enne che vive poco lontano dal luogo del sinistro. Non sono chiari i motivi per i quali il motociclista, che intorno alle 17 stava percorrendo via Bovon in direzione San Bartolomeo, quando in località Campagne, all'altezza di una curva, si è uscito dalla sede stradale, terminando la sua corsa contro un palo della segnaletica. Questa strada, sindaco, com'è? Questa strada? Questa di per sé non ha avuto grossi problemi di incidentalità mortale. Diciamo che più via Piave, più via Serenissima, che noi abbiamo constatato che c'è un limite di velocità di 70 km/h, è una strada che ha una larghezza anche abbastanza accettabile, l'asfalto direi che è buono perché è stato fatto 5-6 anni fa e non presenta irregolarità, e quindi mi auguro, insomma, dispiace. Immediata la richiesta di soccorsi da parte degli automobilisti che transitavano in quel punto. Giunto sul posto, l'equipaggio del SUAM 118 non ha potuto fare altro che appurare la morte del 52enne. Troppo gravi i traumi e le ferite riportate. A compiere i rilievi sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale, secondo la cui ricostruzione, stando agli elementi in loro possesso, il centauro avrebbe fatto tutto da solo. Una fuoriuscita di strada autonoma che non ha coinvolto altri veicoli. Traffico congestionato fino a sera in via Bovon per consentire le operazioni di verifica della dinamica dell'incidente e la rimozione della moto. Altro incidente stradale di cui vi abbiamo dato notizia ieri proprio nel corso del nostro Focus TG. Il giorno dopo l'incidente mortale di Megliadino San Vitale emerge un retroscena. A trovare l'amico nell'auto fuori strada è stato un compagno, proprio un amico con cui la vittima aveva trascorso la serata. È stato l'amico di sempre, Enrico, a soccorrere per primo Giulio Santi, 27 anni, di Megliadino San Vitale, morto nell'impatto della sua auto con la base di un ponte in via Bosco Alto, a pochi chilometri da casa. È questo il retroscena che rende ancora più drammatico l'incidente mortale avvenuto nella Bassa Padovana. I due ragazzi avevano trascorso la serata insieme in un bar del posto, chiacchierando del più e del meno. Poi sono saliti sulle rispettive auto per tornare a casa. E dopo che Giulio è finito in un fossato e poi contro un muretto, pochi minuti dopo è stato proprio Enrico, che sopraggiungeva nella stessa direzione, a vedere l'auto di Giulio fuori strada. Purtroppo chiamare immediatamente i soccorsi non è bastato. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare la morte del 27enne. Il funerale sarà celebrato venerdì alle 15:30 nella chiesa di Megliadino San Vitale.
E torniamo a parlare anche dell'imprenditore Gianluca Fasolin, morto a Chioggia Sottomarina, schiacciato da una palma nel suo stabilimento balneare. Noi ieri eravamo sul posto con il nostro collega Filippo Fois ed è proprio lui che nel prossimo servizio ci racconta tutti gli ultimi aggiornamenti sul caso. Lo stabilimento balneare Stella Maris di Sottomarina aprirà mercoledì. Sarà un'apertura con ancora nel cuore il dolore per la scomparsa di Gianluca Fasolin, il suo titolare, tragicamente scomparso a 52 anni nella primissima mattinata di domenica, rimasto schiacciato da una palma durante le operazioni di riposizionamento o rimozione della pianta, caduta per il vento la notte prima. Oggi l'ingresso è ancora sbarrato. Un cartello affisso sul cancello annuncia la chiusura per lutto dello stabilimento. Mancava pochissimo, doveva fare altri lavori e stava correndo, io dico sempre, lui litigava con l'orologio perché voleva fare tutto e fare molto bene. Infatti la spiaggia credo che ad oggi sia quella che meglio dimostra i potenziali di questa città, e anche nel rapporto ambientale che lui teneva moltissimo. Infatti poi questa disgrazia, voglio dire, una palma mi dà la misura, insomma, di quanto amore ci metteva come imprenditore su tutte le cose che faceva. Fasolin, che lascia la moglie e 2 figli, era assieme ad altre persone nel momento dell'incidente fatale, un incidente sulla cui dinamica ora indaga la magistratura. La palma, alta diversi metri, lo ha colpito dopo essere stata sollevata da una gru. Nonostante il tempestivo intervento del 118, per l'imprenditore non c'era più nulla da fare. Se guardate le mani di questi imprenditori non sono mani da ufficio, ma sono mani che lavorano, che preparano, lavorano a fianco anche dei propri dipendenti, quindi sono imprenditori che sono impegnati in prima persona. Purtroppo accadono anche queste cose. Mi dispiace per la famiglia, insomma, era un investimento fatto anche per i figli, insomma, ecco, quindi, però, sai, c'è bisogno del papà, no? C'è bisogno del papà e poi il papà era giovane. Lutto a San Fior per la scomparsa di Alberto Toffoli, storico ottico del paese. Una settimana fa aveva subito un intervento al cuore e proprio sui social network aveva condiviso la sua gioia per la buona riuscita dell'operazione. Bene, a distanza di appunto 7 giorni da quell'operazione l'uomo ha perso la vita e è stata disposta l'autopsia sul corpo. Mi hanno sostituito l'aorta ascendente e riparato una mia valvola, un'equipe di medici, anestesisti e infermieri eccezionali. Avevo una bomba d'orologeria all'interno del mio corpo e queste persone me l'hanno disinnescata. Queste le parole che Alberto Toffoli, 56 anni, aveva scritto in un post su Facebook qualche giorno dopo l'intervento al Cafoncello, allegata una sua foto nel letto dell'ospedale, sul torace un grande cerotto. Aveva voluto ringraziare la moglie Giulia che non lo aveva mai lasciato solo e tutta l'equipe che lo aveva operato. Così aveva condiviso la sua gioia per l'intervento riuscito. Poi però domenica pomeriggio il malore fatale. Vogliamo innanzitutto esprimere come equipe e come azienda il profondo dolore per la scomparsa del signor Toffoli. Alla famiglia con cui abbiamo quotidianamente condiviso la fase pre- e post-operatoria vanno le nostre più sentite condoglianze, dice il dottor Giuseppe Minniti, primario della cardiochirurgia. Il signor Toffoli era un paziente complesso, era già stato sottoposto ad un primo intervento nel 2007. Il 23 maggio è stato sottoposto ad un secondo intervento dopo che le valutazioni fatte nei mesi scorsi ne avevano evidenziato l'opportunità. L'operazione era andata bene, così come regolare erano stati sia il decorso che le indagini post-operatorie. Domenica purtroppo, continua il dottor Minniti, si è manifestata un'improvvisa aritmia da fibrillazione ventricolare, refrattaria a qualsiasi tipo di manovra rianimatoria che, nonostante l'immediata risposta di cardiochirurghi, anestesisti e tutto il personale infermieristico, ha provocato il decesso. Per chiarire eventuali predisposizioni all'insorgenza di aritmie, conclude Minniti, abbiamo richiesto di comune accordo con la famiglia il riscontro autoptico. Adesso nel Trevigiano per parlare di un episodio di violenza sessuale di gruppo. Questa è la pesante accusa nei confronti di 4 giovanissimi. A puntare il dito contro di loro è una coetanea.
Il processo inizierà a novembre, 3 anni dopo l'inizio di una vicenda che, se confermata, vedrebbe 4 ragazzine accusate di violenza sessuale di gruppo. Uno stupro che, secondo il racconto della vittima, 16 anni all'epoca, sarebbe avvenuto in casa di uno dei coetanei dopo che le era stato offerto uno spinello che l'aveva fatta stare male. La ragazzina, che ha denunciato tutto nel giugno 2020, mesi dopo, per la vergogna, ha raccontato di aver accettato l'invito a casa dell'amico, non sapendo che poi nell'abitazione avrebbe trovato altri 3 giovani. Dopo la sua denuncia è scattata l'inchiesta della Procura dei Minori e ora, al termine delle indagini del pubblico ministero, la Procura stessa ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio dei 4 giovani, che verranno giudicati con rito abbreviato. E adesso ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, 1 minuto, rientriamo in studio con voi per tante altre notizie di cronaca e per tutte le altre notizie dall'attualità al territorio con i nostri collegamenti. A fra poco. Ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta, sono quasi le 12:15, continuiamo con la nostra pagina dedicata alla cronaca, ci spostiamo nel Trevigiano per raccontarvi la vicenda di alcuni truffatori che vendevano sneakers contraffatte, denunciati dalla Guardia di Finanza, una ventina gli acquirenti multati con 200 euro per incauto acquisto, la maggior parte ha riconsegnato le scarpe taroccate alle Fiamme Gialle. Vi raccontiamo tutto nel prossimo servizio. Hanno approfittato del periodo di pandemia per mettere in piedi una vera e propria rete di commercio online di calzature contraffatte. Sono stati identificati e denunciati per ricettazione e contraffazione 2 fidanzati 35 anni della provincia di Treviso. L'operazione della Guardia di Finanza è scattata dopo la denuncia da parte dell'azienda marchigiana proprietaria del marchio. La coppia di lavoratori arrotondava lo stipendio con un illecito secondo lavoro. Di fatto acquistava da fornitori con sede in Cina le calzature contraffatte, riportanti anche il falso Made in Italy, e le rivendeva agli acquirenti con sede in diverse località del territorio nazionale. Calzature che solitamente hanno un valore di mercato sui 500 euro e che invece la coppia offriva al prezzo vantaggioso di 200 euro. Gli indagati offrivano la personalizzazione delle calzature, quindi ogni acquirente era convinto di avere un paio di calzature che era unico nel suo genere e questo probabilmente attraeva molto la vendita di questi articoli. Nell'arco di poco meno di un anno i 2 venditori, utilizzando un account Facebook e un canale Telegram, hanno ottenuto numerose iscrizioni. Sul sito gli acquirenti potevano avere anche il book fotografico delle scarpe offerte. Il giro d'affari che ha messo in piedi la coppia è di circa 7.000 euro nell'arco di poco meno di 10 mesi, giro d'affari che è stato bloccato grazie al nostro intervento a seguito delle perquisizioni disposte dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso. Nell'abitazione dei fidanzati è stata sequestrata merce già pronta per la spedizione e soprattutto i telefoni utilizzati per la gestione online della rete di commercio illegale. Rintracciati e multati una ventina di acquirenti domiciliati tra le province di Bari, Padova, Pesaro, Urbino, Pordenone, Treviso, Venezia, Udine e Vicenza, che hanno dovuto pagare 200 euro di sanzione. 11 di loro hanno anche restituito in sequestro amministrativo le scarpe contraffatte. L'appello della Guardia di Finanza. Gli acquisti devono essere effettuati rivolgendosi a rivenditori ufficiali, utilizzando canali ufficiali, altrimenti si cade nella sanzione amministrativa dell'incauto acquisto. È importante altresì richiedere sempre il documento commerciale a seguito di un'operazione di acquisto, anche se avviene attraverso internet. E adesso ci spostiamo a Padova, una rissa nel weekend in centro a Padova, in via Roma, vicino alla Galleria Tito Livio. Una volante della polizia è intervenuta per fermare un gruppo di stranieri che si stavano fronteggiando. Gli agenti sono riusciti a fermare
due fratelli di 30 e di 27 anni, originari dell'Ecuador. Entrambi hanno assunto un atteggiamento molto aggressivo nei confronti delle forze dell'ordine, tanto che il più giovane ha colpito con un pugno un agente. Il 27enne è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, entrambi sono indagati per rissa. Ci spostiamo adesso sempre nel padovano, ma cambiamo decisamente scenario, perché non parliamo di risse ma parliamo di truffe. Forse non era abbastanza preparato per l'esame per recuperare la patente, e ha quindi deciso di usare degli auricolari per superare l'esame. Non è però sfuggito questo, atteggiamento truffaldino all'occhio degli esaminatori, che hanno immediatamente chiamato i carabinieri. Esame con l'imbroglio. È successo prima dell'esame per recuperare la patente alla motorizzazione civile. Ieri mattina, infatti, nella sede di Corso Spagna, un candidato è stato trovato con un auricolare per farsi suggerire le risposte per recuperare il permesso di guida. Uno degli esaminatori, infatti, si è accorto che un esaminato aveva un auricolare all'orecchio coperto dai capelli. A quel punto è stato richiesto l'intervento dei carabinieri che, arrivati nella sede della motorizzazione, hanno sentito il candidato. Per lui una denuncia per cognizione illecita di comunicazioni informatiche, un reato che prevede una pena che va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 4 anni di reclusione e il sequestro degli auricolari. Lunga attesa per gli altri esaminati, che hanno dovuto attendere che i carabinieri finissero i loro accertamenti prima di iniziare l'esame. E adesso un incidente in montagna, ci spostiamo a Posina nel Vicentino. Un escursionista è scivolato per una 50 di metri mentre percorreva la strada degli Scarubbi. È stato soccorso e trasferito immediatamente in ospedale. Una brutta caduta per un escursionista ottantenne. La centrale del SUEM di Vicenza ieri pomeriggio ha allertato il soccorso alpino di Arsiero per l'escursionista ruzzolato una 50 di metri nel bosco dopo essere scivolato sul sentiero bagnato dalla pioggia. L'ottantenne di Milano, che stava scendendo assieme a una comitiva dalla strada degli Scarubbi, si era fermato sulla strada sterrata sottostante, dove erano sopraggiunte anche 2 ambulanze che gli avevano prestato le prime cure. È stato poi trasportato in ospedale con l'elicottero arrivato da Padova. Adesso nella Bassa Padovana, dove è stato arrestato un marocchino che sfruttava i lavoratori impegnati nella raccolta degli ortaggi. Un marocchino di 30 anni, residente nella Bassa Padovana, è stato arrestato per sfruttamento del lavoro di 23 immigrati di origine africana, alcuni dei quali irregolari in Italia. L'indagine è stata portata avanti dai carabinieri del gruppo Tutela Lavoro di Venezia e dell'Ispettorato del Lavoro di Padova, con la collaborazione dei militari di Este. Tutto parte nel maggio 2020, dopo le denunce di alcuni lavoratori. I carabinieri hanno così accertato che l'uomo reclutava stranieri di nazionalità marocchina, senegalese e gambiana, impiegandoli in condizioni di sfruttamento presso aziende agricole locali, con una paga inferiore a 5 euro l'ora, palesemente inferiore a quella contemplata dai contratti collettivi regionali e nazionali, in turni di 10, 12 e anche 15 ore lavorative giornaliere, senza riposi settimanali, e per la raccolta degli ortaggi, obbligati a lavorare sotto la pioggia e nel fango, privati dei servizi igienici e dei luoghi dove potersi cambiare o consumare i pasti, sotto una costante vigilanza. Le vittime inoltre alloggiavano in abitazioni sovraffollate, senza gas e acqua calda, costrette a pagare fino a 150 euro mensili per il posto letto. E adesso a Villorba, dove si è consumato l'ennesimo furto ai danni di un anziano. A metterlo a segno un giovane scaltro, veloce, che ha sottratto all'anziano i soldi della pensione. Ed è una nuova batosta per l'ottantenne che aveva già avuto i ladri in casa e che avvilito ci racconta la sua esperienza. Basta essere come se mi sento io vieni là. Insomma, è una delle ragioni di vita adesso. Sì, qui è questo. Gli è rimasta solo l'anziana gattina dopo che i ladri gli hanno portato via tutto. È avvilito Adriano Vettori, 80 anni, una vita di lavoro tra la Berga di Quinto e poi la radiologia di Treviso. Una vita di solitudine in questa casa di Fontane di Villorba, fatta a parte una figlia di parentele distanti di una moglie portata a Camposanto oltre 30 anni fa. E una vita sempre più povera di ricordi dopo che un anno fa i ladri gli hanno portato via tutti gli ori, fedi comprese.
E poi dentro Palea? E poi dentro io ho fatto un disastro. Anche i pastigli mi è schifo. Sono stato via un'ora e un quarto. Un'ora e un quarto sono venuto a casa a disfatta il Caporetto. Portato via anche la fede della moglie? Tutti. Fede, braccialetto, catenina. I ricordi? Spariti i ricordi e da venerdì anche la pensione, dopo il passaggio di un giovane scaltro che gli ha portato via i soldi che aveva in portafoglio. Vestito normale, accento veneto nostrano, prima paventandosi addetto a delle poste, si offre di aiutarlo nel voto per il referendum e poi gli chiede una banconota con la scusa di trascrivere un numero seriale. Ma non ha neanche un soldo. E io dico, godo avere qualcosa. Come che vuoi in camera e mi capita per io. Mi ha visto questo portafoglio che avevo, un quadretto così, messo un astico e mi ha tolto sto astico con sto cartoncini e era 800 euro dentro. Non è tanto il denaro, sottolinea Adriano, ma come me l'ha portato via e come l'altra volta mi sento ancora più solo e più povero dentro, se non ci fosse lei. Come si chiama la gatta? Paciufota ha messo il nome. Paciufota. Allora, ti chiami? Anche lei ha subito il passaggio dei ladri. Io avrei dato e la Poretta si lamenta. Ecco perché Paciufotta è diventata oggi la sua unica ragione di vita. Perché se ti fidi di Dio, ti va sempre ti dico, che motivo vuoi? Che motivo che tu andare avanti? Per chi? Sicuramente un episodio che insomma racconta un grande disagio e grande sofferenza da parte della vittima che ha subito questo furto. Noi adesso continuiamo con la cronaca. Tragedia sfiorata ieri a Ponte nelle Alpi. Il pilota di un parapendio ha perso improvvisamente quota e ha finito il suo volo contro un palo della media tensione della linea elettrica. L'uomo, 37 anni del posto, ha riportato una lussazione a una spalla e alcune bruciature a un polpaccio colpito da una scarica elettrica. A soccorso dei vigili del fuoco e dal personale del SUEM, il 37enne è stato trasportato al pronto soccorso di San Martino per le cure del caso. Per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia della stradale. Noi adesso continuiamo con le nostre notizie di cronaca da Belluno, quindi da Ponte nelle Alpi. Torniamo nel Padovano, a Campo San Piero. Erano ubriachi in un parco pubblico dell'Alta Padovana dopo un festino a base di birra e vodka. Multati 2 pregiudicati. Festino al parco di via Pasubio a Campo San Piero. In 10 stranieri sabato sera si sono radunati sotto il gazebo del parco pubblico bevendo vodka e birra. Il gruppo è stato visto da una pattuglia della polizia locale che, identificandoli, ha notato che 2 erano così ubriachi da non reggersi in piedi. Si tratta di un cittadino marocchino domiciliato a Campodarsego e un cittadino rumeno residente a Castelfranco Veneto. I 2 sono stati sanzionati per ubriachezza in luogo pubblico. Da un controllo sulla banca dati interforze, però è emerso che i 2 risultavano gravati da numerosi reati come truffa, danneggiamento, ubriachezza e guida con patente sospesa. E adesso ci fermiamo per una piccola pausa, meno di 2 minuti e torniamo da voi. Ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta, ve lo ricordo, saremo in vostra compagnia fino alle 13:30. Tante le notizie di cronaca che abbiamo dato in questa prima parte del nostro Focus TG. Adesso continuiamo sempre con la cronaca. Ricorderete gli episodi di risse e insomma gli episodi violenti in occasione della partita del campionato di calcio di eccellenza Giorgione-Bassano. Sono avvenuti un paio di mesi fa. Il questore di Treviso ha emesso altri 3 provvedimenti d'aspo nei confronti di altrettanti 3 ultras del Bassano. Vediamo. Era il 13
13 marzo, quando fuori dallo stadio di Castelfranco, prima del fischio d'inizio della partita di calcio tra Giorgione e Bassano, andava in scena una rissa a colpi di calci e pugni, ma anche con l'uso di bastoni e cinture utilizzate come fruste tra i tifosi delle due squadre. Scene di guerriglia immortalate in un video shock. Ora arrivano nuovi sviluppi sul fronte delle indagini. Sulla base degli accertamenti effettuati dalla divisione anticrimine e dalla Digos, il questore di Treviso ha emesso 3 nuovi DASPO della durata di 3 anni nei confronti di altrettanti ultras del Bassano. I provvedimenti fanno seguito ad altri 9 DASPO che erano stati emessi pochi giorni dopo i fatti nei confronti di tifosi bassanesi e del Giorgione. L'identificazione dei destinatari della misura è stata possibile anche grazie alle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno permesso all'ufficio della Digos di ricostruire nei particolari le azioni messe in atto. Ed erano più di 1000 le persone che hanno dato l'ultimo saluto a Luca Simeonato, il 54enne che, lo ricorderete, si è tolto la vita alla vigilia dei funerali della moglie deceduta per un malore. Una cascata di margherite arancione poggiate sul feretro, intorno i fratelli, i nipoti, tutti i familiari e poi gli amici, biker, quelli che hanno condiviso con Luca la passione immensa per le moto. Sono tutti insieme nella chiesa di Santa Maria del Rovere per accompagnarlo un'ultima volta. Toccante l'omelia di Don Adelino, che in una sorta di lettera si è rivolto direttamente a Luca. Se noi siamo qui è perché tu ci hai lasciato tutti senza parole. Sgomenti e allo stesso tempo incapaci di capire in profondità le ragioni della tua scelta. Buono, gentile, delicato, generoso, attento agli altri, rispettoso delle regole anche nelle sue uscite in Harley. Così Don Adelino descrive più volte Luca, senza dimenticare il suo infinito amore per la moglie Giovanna, con la quale aveva condiviso la vita, il lavoro, i viaggi in sella alla moto. Hai adorato tua moglie fino all'ultimo giorno e poi hai scelto di entrare in quel sepolcro, come Pietro e Giovanni, in cui morte e vita si scontrano. Nessuno di noi può nemmeno contestare, non può ribellarsi a questa scelta e imprecare contro il dramma della vita. Sei tu che hai scelto di congedarti da questo mondo. Commoventi al termine della funzione le parole delle 2 nipoti di Luca. Con il cuore in mano riesco solo a dirti che mi dispiace tanto. Mi dispiace soprattutto che hai precluso tutti noi di un futuro felice assieme. Mi dispiace vedere che con questo tuo gesto hai sfibrato e logorato ogni cellula presente nel corpo di mio papà e dello zio. Mi dispiace che non siamo riusciti ad essere quella pulsione utile al tuo cuore per farlo carburare ancora un po'. Non ti preoccupare, zio. Nonostante i cuori anestetizzati dal dolore, nessuno ti recrimina nulla. Credo che in questo momento in ognuno di noi tu abbia lasciato pensieri diversi, anche di rabbia e dispiacere. Ma la forza più potente che ci sia è il perdono e ci credo tantissimo. E io sono qui per dirti che ti perdono perché hai amato la zia e tutti noi fino all'ultimo abbraccio. Per l'ultimo viaggio Luca è stato accompagnato dal rumore che lui e Giovanna tanto amavano, il rombo delle moto. E adesso chiudiamo per un attimo la pagina della cronaca, apriamo quella dell'attualità che in qualche modo comunque è collegata, perché parliamo di crisi del lavoro con tutte le ripercussioni che ci sono per le famiglie, per l'economia del territorio, e per appunto approfondire i vari aspetti di questa crisi del lavoro iniziamo a darvi conto di quello che sta succedendo sulla costa
costa veneta, perché si segnala una drammatica carenza di lavoratori nel turismo. Pensate che si è toccata la quota del 40% in meno, insomma, di lavoratori disposti a prestare servizio in quel settore, una tendenza in crescita che probabilmente potrà essere risolta solo con una riforma che vada a regolarizzare e rendere più appetibile il lavoro stagionale. Insomma, sarà un'estate sicuramente complicata. Vediamo tutto nel prossimo servizio. Le statistiche dicono che manca il 40% degli addetti rispetto al periodo pre-Covid, perché anche l'anno scorso abbiamo toccato con mano questa cosa. Sulla costa veneta manca quasi la metà di lavoratori del turismo rispetto al periodo pre-Covid, una carenza che si era già manifestata l'estate scorsa e che quest'anno è addirittura peggiorata, tanto da potersi ormai definire un problema strutturale del comparto. Il punto della situazione è stato fatto a Caorle in un incontro a cui hanno partecipato la conferenza dei sindaci del litorale veneto, i vertici di Veneto Lavoro e dell'Ordine dei consulenti del lavoro di Venezia, per cercare di dare una prima risposta al problema. Ai fini fiscali quello che propongono anche gli stessi operatori è il fatto di dire: noi possiamo anche assumere dei lavoratori, ma visto il costo del lavoro di ottenere delle defiscalizzazioni, e questo può essere anche una sorta di surroga rispetto agli contributi e agli assegni che vengono oggi dati ai lavoratori. Invece di darli direttamente si fa una defiscalizzazione, ecco che allora ritorna ad essere più appetibile anche per il datore di lavoro assumere anche per un periodo più lungo della stagione il lavoratore. Non è facile dare risposte ad un fenomeno complesso che ha cause molteplici. Alla scarsa attrattività di un mestiere compresso in un periodo di tempo limitato si è infatti aggiunta la chiusura di molte attività durante il periodo del Covid, che ha costretto diversi operatori a cambiare lavoro e settore, incontrando magari una forma di occupazione più stabile. Ci vuole assolutamente nuova modalità anche per i lavoratori stagionali, perché con una stagionalità sola le famiglie non vivono, quindi i lavoratori stagionali bisogna che siano considerati come in passato, magari anche con qualche abuso, ma dobbiamo veramente ripensare a tutta la norma sulla NASPI. I lavoratori stagionali devono essere tutelati e dobbiamo quindi pensare a un nuovo modo del lavoro per il settore balneare. È lavoro che non manca per le fornaci di Murano, ma spesso costa troppo produrre. La colpa, insomma, è attribuibile ai rincari di gas e materie prime. Momentaneamente su circa 60 aziende, chi prima o chi dopo, più dei tre quarti, 30-40 aziende hanno avuto periodi di mancata produzione o diciamo produzione fermata perché non riuscivano a sostenere e più che altro non riuscivano ad avere delle certezze da parte delle istituzioni degli eventuali aiuti. Tradotto in numeri, questo è l'impatto dei rincari di gas e materie prime sulle fornaci di Murano per la produzione del vetro. Forni momentaneamente spenti perché se da un lato il lavoro non manca, dall'altro costa troppo produrre, e così ecco il paradosso di questo momento storico. A mia memoria e di molti miei colleghi anche un po' più anziani non è mai successo di avere degli ordinativi e di non riuscire ad evaderli per il costo della materia prima o delle materie energetiche. Il conto è presto fatto, si è passati da un costo medio del gas a metro cubo di 20 centesimi a 1,40 euro a marzo, con bollette arrivate a picchi di 200.000 euro qualche mese fa, contro i 40-45.000 euro del 2021 a parità di consumi, un rincaro dunque del 700%. A questo si aggiungono gli aumenti di materie prime, il cui costo è raddoppiato, o degli imballaggi incrementati del 50-60%. Per far fronte a questo si aumenta del 100% il prodotto finale o si ferma la produzione, spiega Ferro, che aggiunge come in aiuto delle aziende siano arrivati prima i provvedimenti della Regione, ora quello del Governo con il decreto da 5 milioni di euro. Si ipotizza che possa soddisfare le esigenze attuali fino a agosto, massimo inizio settembre, quindi che per questo arco temporale vengano
probabilmente usufruito di tutte le risorse stanziate. È un provvedimento molto importante, ma siamo consapevoli che non possiamo andare avanti solo con gli aiuti. Servono misure strutturali, aggiunge ancora Ferro. E sull'arte dei vetrai di Murano si affaccia all'orizzonte un altro problema, quello del ricambio generazionale. Il ricambio generazionale lo stiamo avendo con persone anche di altri stati, quindi persone straniere, giovani che arrivano da tutte parti del mondo, che partono già col presupposto di voler fare questo mestiere. E restiamo in zona, continuiamo a parlare di questa tematica perché dopo i ripetuti appelli da parte dei maestri vetrai e delle categorie arriva finalmente una buona notizia per le fornaci nell'isola del vetro a Murano. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha infatti dato il via libera tramite un decreto al finanziamento di 5 milioni di euro per contrastare l'aumento esponenziale dei costi. Vediamo. Arrivano a Murano i primi 5 milioni di euro per sostenere la produzione artigianale del vetro, una tradizione millenaria. Oggi, è proprio il caso di usare questa immagine, si ritrova alla canna del gas, a causa dell'aumento esponenziale delle bollette. Il gas, elemento fondamentale e però insostituibile per mantenere in piedi la produzione. Dopo l'intervento della Regione Veneto, che a suo tempo aveva stanziato 3 milioni di euro, i ripetuti appelli dei maestri vetrai, categorie produttive e aziende, qualcosa finalmente si è mosso. Murano chiama, l'Italia risponde. In che modo lo spiega Martino Semenzato, presidente della sezione vetro di Confindustria Venezia Rovigo. È diventato realtà il decreto per l'erogazione dei 5 milioni di euro a favore delle aziende che operano con il vetro artistico di Murano. Un traguardo importante, risultato di un lavoro di squadra di tutte le associazioni di categorie che operano sul territorio. Con questi fondi in arrivo, 5 milioni di euro, dovrebbe essere così ammortizzato il costo del gas nelle singole aziende, consentendo ai forni di rimanere accesi. Una bella notizia per tutti, dunque, che porta una buona boccata d'ossigeno importante proprio nel momento in cui la stagione turistica 2022 a Venezia entra nel vivo e si registra finalmente un grande ritorno del turismo. Un traguardo importante per le famiglie, per le aziende e per tutti quei lavoratori che ancora in quest'arte millenaria si cimentano e la portano avanti con orgoglio non solo di Murano ma anche di Venezia e di tutta l'Italia. Un'altra piccola pausa pubblicitaria, 2 minuti e torniamo con voi. Ben ritrovati a Focus TG, sono quasi le 12:45, vuol dire che siamo arrivati a metà del nostro percorso quotidiano per raccontarvi e per informarvi su tutto quello che è successo e sta succedendo in Veneto. Fra poco avremo i nostri collegamenti live dal territorio, però continuiamo a parlare di mondo del lavoro e di attualità perché insomma prima di cambiare argomento ci spostiamo a Vicenza, nel Vicentino, dove è record di dimissioni volontarie. Pensate che nel 2021 rispetto all'anno precedente c'è stata una crescita che sfiora il 50%, precisamente il 47,6% di dimissioni volontarie. La fuga soprattutto dal settore dei servizi. Vediamo. È record di dimissioni volontarie nel Vicentino. Nel 2021 sono state 35.725, con una crescita del 47,6% rispetto al 2020, il numero più alto a partire dal 2008. Il dato emerge dall'analisi sulle grandi dimissioni elaborata dalla CISL provinciale. Nel nostro caso le persone non stanno abbandonando i posti di lavoro per fare altro, ma c'è un processo per cui all'improvviso dal 2008 a questa parte, infatti è solo nel 2008 che le dimissioni toccavano questi numeri, c'è una ripresa economica di alcuni settori, soprattutto naturalmente del settore manifatturiero e industriale, che come sappiamo non ha risentito in maniera importante della crisi come il sistema dei servizi o del commercio. Ad alimentare il trend che si registra a livello globale concorrono più fattori, ma la pandemia ha giocato un ruolo chiave di accelerazione. Nel Vicentino il fenomeno non riguarda
riguarda solo gli under 30, ma è analogo, seppure su numeri più contenuti, anche nelle altre fasce di età. Tra i settori che registrano la maggiore variazione percentuale nelle dimissioni spicca il più 87% dei servizi alle imprese, noleggi e agenzie, seguito da servizi di informazione e comunicazione, quindi il commercio, le attività professionali e le attività manifatturiere. L'unico settore a presentare un andamento negativo è la pubblica amministrazione. Dietro le dimissioni non ci sarebbe però nessun desiderio di smettere di lavorare, analizza la CISL, ma semmai la ricerca di condizioni lavorative migliori. Purtroppo abbiamo casi di cittadini che abbandonano il servizio alla persona, come le OS nelle RSA, quelle che una volta chiamavamo case di riposo, che abbandonano esercizi commerciali o pubblici esercizi per andare a lavorare nel manifatturiero, perché nel manifatturiero si lavora dal lunedì al venerdì. Dico purtroppo perché così perdiamo alcune professionalità, ma ci sono interi settori dell'economia locale che rischiano di andare in difficoltà. Come detto, chiudiamo la parentesi economica e anche quella che riguarda appunto il mondo del lavoro e adesso parliamo un po' di colore e di costume, perché ci spostiamo nel Trevigiano per raccontarvi nel prossimo servizio la prima tappa del campionato italiano di tiro del trattore, un vero e proprio successo. C'erano oltre 2000 spettatori ad assistere a questa competizione curiosa. Vediamo. È il trattore più potente d'Italia e uno dei più potenti al mondo. È il Ford Noemi, 4 motori alimentati ad alcol per un totale di 10.000 cavalli. È una cosa mostruosa, soprattutto per mettere a terra tutto lo sforzo che i motori producono. È un rapporto peso-potenza immenso da concentrare, quindi noi corriamo con 40 quintali e tiriamo circa 290-280 quintali. Questo è il tractor pulling, ovvero trattori modificati che trainano un singolare macchinario con un peso che in base alla distanza aumenta la pressione sulla pista. Una gara tra i motori più performanti ma anche resistenti, di team meccanici affiatati, di piloti di questa Formula 1 agricola. Sarebbe nato qui i cavalli che trainavano dei tronchi di legno e poi siamo passati ai trattori. Senta, ma ho visto qui ci saranno circa 2000 persone, ma che passione è? È una passione perché quando entra una persona, il motore è una persona che ti prende e non la molli più. Una folla assiepata ai lati del campo di grano, trasformato in pista nonostante il freddo e la pioggia. Signora, ma chi glielo fa fare prendere tutto sto freddo qua? No, perché sono appassionata per Ford Noemi. Ad occhio lei è un appassionato di motori. È la prima volta che vengo, comunque è bellissimo. Ma non era meglio andare al cinema oggi con sto freddo? No. No, qua a patire freddo. Vabbè che sono qua del paese, ma mi è sempre piaciuto il tractor pulling. Da piccolo mi guardavo i video su YouTube. E nella sfida poi c'è sempre chi rompe. Mostri che assomigliano molto ai trattori di casa nostra, ma anche trattori che hanno fatto la nostra storia. Con la differenza che questi poi tornano anche indietro, pronti ad arare veramente. Oggi qui proviamo i motori nuovi, quelli vecchi, perché anche le tradizioni, le radici contano. Partire dalla storia, partire dall'esperienza per investire nel futuro. E adesso rientriamo in studio, ma per collegarci immediatamente con Padova, dove vedo prontissimo in versione estiva il nostro Federico Fusetti in compagnia del suo ospite da Padova per un evento particolare, ma ci racconta tutto lui. Buongiorno Federico. Buongiorno Alex, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo alla Fiera di Padova, ma per parlare di un evento che insomma va ben oltre e che compie 15 anni. Parliamo del Pride Village, cioè insomma un festival, possiamo definirlo, per la comunità LGBT, ma direi, insomma, possiamo dire
per le discriminazioni, contro le discriminazioni più in generale, ed è il festival di questo tipo più grande d'Italia. C'è stato il Covid, quindi c'è stata una sorta di interruzione, ma finalmente si torna. Allora Lorenzo Bosio, che è direttore artistico della manifestazione, lo vedo sorridente, perché insomma si torna dal 10 giugno fino al 10 settembre, ma non c'è solo musica, spettacolo, c'è un po' di tutto. Ci riassumi un po' cosa troveranno quelli che verranno qui? Beh, intanto partiamo dal 10 di giugno, tornando in fiera. Come giustamente hai detto, è un festival importante che porta avanti i diritti civili, ma non solo, perché è una festa di tutte le persone che vogliono venire a vedere del Grande Teatro. Da noi tutti i mercoledì ci sarà del Grande Teatro, chi vuole venire a vedere i concerti, e partiamo proprio con la prima serata di apertura. Ci sarà il concerto di Arisa, che è lei la nostra madrina musicale che aprirà la manifestazione, e insieme a lei un'altra madrina che è Anna Dello Russo, una delle fashion editor più importanti, già direttrice creativa di Vogue Japan. E in più veramente saranno tantissimi personaggi, da Francesca Michelin, Michela Giraud, Francesca Fagnani, teatro, musica, insomma ci sarà veramente un palinsesto molto ricco che sul sito www.padovapridevillage.it trovate completamente. Però il Covid non è sparito del tutto, purtroppo, quindi insomma l'attenzione ci sarà comunque, immagino. L'attenzione ci sarà assolutamente dal punto di vista sia di sicurezza, perché noi tendiamo e teniamo moltissimo alla sicurezza dei nostri villeggianti, e dal punto di vista proprio invece della salute e della sicurezza del Covid avremo tutte le dotazioni necessarie per seguire le linee guida che giustamente continuano ad esserci, perché insomma si torna a casa, ma non ci siamo dimenticati che ancora c'è un'emergenza e noi cerchiamo di fare un festival rispettando le linee guida che ha dato il governo. Bene, grazie mille. Grazie. Lorenzo Bosio, in bocca al lupo. Ecco, quindi l'appuntamento, dicevamo Alex, dal 10 giugno, una manifestazione che va ben oltre lo spettacolo, ma insomma è anche qualcosa che riguarda la civiltà di tutti. A voi la linea. E lo ricordi in maniera corretta. Intanto ringraziamo Federico Fusetti e il suo ospite, un evento che va al di là insomma del teatro, un evento importante che noi sicuramente seguiremo da vicino. E allora da Padova siamo rientrati in studio perché andiamo avanti, continuiamo a parlare di colore e costume, ci spostiamo nel veneziano perché parliamo della cerimonia dello sposalizio di Venezia con il mare. Domenica davanti allo specchio d'acqua di San Nicolò del Lido di Venezia, il gemellaggio adriatico quest'anno è stato a carico di significati molto profondi. Vi raccontiamo tutto in questo servizio che raccoglie immagini ed emozioni molto suggestive. Venezia si gemella con la città di Odessa, martoriata dalla guerra in Ucraina, e chiede per tutti il dono della pace e della libertà. È stata quest'anno una festa della senza tornata alle origini, forte di una tradizione che risale fin dall'anno 1000, ai tempi della Serenissima, nello sposalizio di Venezia con il mare. Il sindaco Brugnaro ha lanciato in acqua l'anello, in segno di perenne unione tra Venezia e le sue acque. Poi la messa del patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, nella chiesa di San Nicolò al Lido. Il sindaco di Odessa è intervenuto in un videocollegamento. È un grande onore per me e per tutti gli odessiti ricevere oggi, in questa storica giornata, per la nostra amatissima Venezia, l'anello dogali. Questa grande occasione è la continuazione della storia delle nostre due città. Siamo due città di mare. Nel colloquio che ho avuto con l'esarca si è anche parlato dell'imminente arrivo e accoglienza di una comunità monastica nel nostro territorio, una comunità ucraina legata a San Basilio, che sarà un ulteriore punto di riferimento per i fedeli ucraini. Questo giorno si rafforza di più questa amicizia e solidarietà che ci dimostra tutto il popolo della città di Venezia. Quindi ringraziamo moltissimo per questa iniziativa. Quest'anno è tornato il programma completo della festa, con le regate, corteo acqueo e mercatino con ben 60 espositori. Malgrado la Bora soffiasse a quasi 50 km all'ora, abbiamo avuto comunque gli uomini al remo e quindi poche barche al seguito sicuramente, ma con grande significato di appartenenza. La Serenissima
ci ha impiegato il doppio logicamente, però comunque l'equipaggio di Portosecco ha fatto veramente il suo compito alla grande e siamo arrivati e abbiamo quest'anno in modo libero rispetto agli altri anni dato continuità a quella che è la celebrazione dello sposalizio di Venezia con il mare. Parliamo adesso di servizio civile nazionale, al via l'edizione 2022, parliamo di un'iniziativa in questo caso incentrata a Vicenza, dove ci sono opportunità per i ragazzi, per 22 ragazzi, al fine che insomma, il loro impegno possa essere utile alla comunità e alla loro formazione. Vediamo. Prende il via il servizio civile, quest'anno ben 22 ragazzi parteciperanno a questa importante iniziativa, faranno questa esperienza che avrà la durata di un anno. Ben 8 saranno a disposizione dell'assessorato all'istruzione, dei centri giovanili per promuovere progetti, per inserirsi in quelle che sono anche tutte le nostre attività. Altri 10 saranno in biblioteca Bertoliana, saranno nel gruppo di progettazione, di realizzazione di attività e 4 per i musei cittadini. Queste le 3 proposte che il Comune di Vicenza ha messo a disposizione per il servizio civile 2022 e proprio 22 sono i giovani tra i 18 e i 28 anni che hanno deciso di rendersi utili alla comunità mettendo in gioco le proprie competenze con l'obiettivo di acquisirne di nuove. 25 le ore settimanali dedicate per 5 giorni alla settimana. Riceveranno un assegno mensile di 444 euro, ma non è per il guadagno economico che si sono offerti questi ragazzi. Tutti si sentono motivati dal voler essere strumenti e mediatori tra il mondo giovanile e le offerte culturali cittadine. Allora io credo di parlare un po' a nome di tutti, abbiamo scelto il progetto per le politiche giovanili in forma giovani per avvicinarci molto di più anche alla comunità, sentirci parte e sentirci utili. Ho chiesto di essere impiegata al Museo Naturalistico Archeologico, quindi per il progetto Musei Giovani, e sono molto contenta di far parte di questa iniziativa. Questa formazione dobbiamo, credo, essere tutti orgogliosi di poterla fare, anche perché comunque poi in ambito lavorativo al di fuori è difficile avere appunto questa opportunità. Alla fine del tuo percorso poi maturerai un'esperienza che potrai anche spendere a livello professionale. Sì, in ambito della comunicazione sono laureata in editoria e giornalismo e spero di poter conseguire anche dal punto di vista professionale tutti gli strumenti necessari per comunicare Vicenza e le sue realtà. E adesso parliamo della festa di Sant'Antonio. Si apre oggi la tredicina, ovvero i 13 giorni di preparazione al 13 giugno. Vediamo tutto nel prossimo servizio. Primo giorno della tredicina con una basilica che torna a capienza piena dopo i 2 anni di Covid e per la prima volta alle 18 la Santa Messa della diocesi di Forlì Bertinoro. 800 anni fa proprio a Forlì Sant'Antonio si rivelò un grande predicatore. Era il 25 settembre del 1222 quando a Forlì Antonio rivelò al mondo il suo dono di predicatore. Straniero in terra italiana, le sue parole toccavano quanti le udivano nel cuore grazie al suo linguaggio semplice e comprensibile, alla sua profonda cultura e alla sua fede. A 800 anni di distanza saranno vissuti nel segno della forza della sua parola i 13 giorni che avvicinano la comunità alla festa del Santo. In Basilica tornano i pellegrinaggi delle diocesi del Veneto, ma non solo, tornano numerosi i fedeli. Nello scorso fine settimana 6.550 i passaggi nella Cappella delle Reliquie, numeri che danno il segno di un ritorno alla normalità. Il momento più atteso, la processione della statua di Antonio lungo le vie della città il 13 giugno. È una cosa meravigliosa e si ritorna alla tradizione che da sempre Sant'Antonio il 13 giugno a Padova viene celebrato con una processione all'aperto per le vie del centro, quindi va benissimo, è una bella cosa. Ma lei l'ha vista in elicottero, in televisione? Certo, è suggestivo. Anche l'anno scorso quando è andato? Sì, bellissimo. Nei 2 anni di pandemia il santo non si è mai allontanato dalla sua gente. Le sue reliquie hanno sorvolato le terre venete nei luoghi simbolo del Covid sull'elicottero nel 2020. La reliquia dell'avambraccio di Antonio, custodita nella Basilica della Salute a Venezia, ha ripercorso lungo le vie d'acqua il cammino che l'aveva portata lì per giungere a Padova nel 2021. A portarlo nelle vostre case con un record di spettatori il lavoro del network Media Nord-Est in uno sforzo corale accanto alla comunità dei frati. A Padova già molti pellegrini, tanti italiani, ma sono numerosi anche gli stranieri con gruppi giunti dall'Europa, Stati Uniti e Cina.
La Basilica del Santo si sta ripopolando come forse anche più di quanto ci si potesse aspettare. Sicuramente sono numeri in crescita rispetto agli ultimi anni, contrassegnati, contraddistinti dalla pandemia. Tanti i pellegrini in città. Vediamo tutto nel prossimo servizio ancora della nostra collega Chiara Gaiani. Vedo che avete una candela, siete venuti qui per sciogliere un voto? Per una mia amica, sì. Da dove arrivate? Noi da Acqui Terme, in Alessandria, provincia di Alessandria. E questa candela è un'intenzione particolare che voi volete affidare a Sant'Antonio? Sì. Come non avevo i figli, prima ho aborto uno e poi abbiamo fatto tante cure, però non ho avuto più bambini. Però abbiamo pregato Sant'Antonio e ho avuto un bambino molto bello e vivace. Ho messo la fotografia pure alla tomba di Sant'Antonio. Da dove arrivate? Noi da Milano. E siete qui per la festa del Santo? Siamo qui per visitare Padova e già che siamo qua partiamo dal Santo, certo. Ah, quindi è il primo luogo che avete? Proprio il primo luogo. Io vedo che la signora Due Candele hanno un'intenzione particolare? Beh, come chiunque va a visitare un posto sacro come questa basilica, come Sant'Antonio, lasciamo una candela accesa e una preghiera. Per la Puglia. È la prima volta che venite a Padova? A Padova sì. Siete entrati in basilica per un motivo particolare? Perché comunque una devozione a Sant'Antonio, fin dalla mia nascita. Si chiama Antonio? Antonio, esatto. E quindi 13 giugno è la sua festa? Esatto. Si è fatto il regalo quest'anno? È vero. Era un regalo che volevo realizzare da tantissimo tempo. E allora adesso ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria, è l'ultimo break pubblicitario, poi tante altre notizie di sport, attualità, costume, dobbiamo tornare alla cronaca, insomma tanto di cui parlare ancora insieme. A fra poco. e 05, rieccoci in diretta in vostra compagnia per la parte finale del nostro Focus TG di oggi. Come vi dicevo, tante notizie ancora di attualità, dobbiamo parlare di sanità e lo faremo fra pochissimo, poi altre notizie dedicate al mondo dei bambini, insomma delle scuole, degli alpini, dei fanti, del territorio, insomma dell'altopiano. Tantissime notizie e tanti servizi da guardare insieme. Adesso però, come vi dicevo, apriamo la pagina dedicata alla sanità nel Padovano, medici di base e guardia medica. Cerchiamo un po' di capire come stanno le cose, di che numeri stiamo parlando, quanti ne mancano e quali sono le prospettive future. Sono due i fronti aperti sull'assistenza medica ai cittadini dell'ULSS 6 Euganea, così come avviene comunque nel resto del Veneto. Da un lato i medici di base, di medicina generale, in calo continuo per pensionamenti o dimissioni, dall'altro i medici della cosiddetta continuità assistenziale, le guardie mediche per capirci, che danno una copertura anche negli orari più scomodi. Ebbene, la Regione ha chiesto a tutte le ULSS di fare una mappa della situazione. Per l'ULSS 6, che copre il territorio padovano, emerge che mancano 103 medici di base e 78 incarichi di continuità assistenziale. Non hanno ancora quantificato quelli che mancheranno, per cui noi avremo un numero nei prossimi 2 anni più che doppio rispetto ai 108 di oggi. Dei medici di base ne mancano 15 in città, a Padova, gli altri nel resto del territorio, e coprire questi vuoti non è facile. La Regione può affidare l'incarico senza concorso a chi si sta specializzando ed è al 3° anno di formazione.
con un massimo di 1.200 assistiti, garantendo poi al termine della formazione il posto definitivo. Ma i medici disponibili non si trovano e il futuro è ancora più incerto. I numeri dei medici mancanti potrebbero infatti salire ancora. A Regione, ULSS e perfino ai sindaci del territorio il compito di trovare presto una soluzione. Bisogna cambiare l'organizzazione, cioè è necessario che i medici vengano liberati da tutte quelle incombenze burocratiche e anche le incombenze di cura, diciamo, meno impegnative, per poter fare maggior numero di ore negli ambulatori facendo i medici. E mi spiego meglio. In questo momento un'ora di un medico di famiglia è divisa in 20 minuti a fare il medico, 20 minuti a fare la segretaria e 20 minuti per fare l'infermiera. Noi dobbiamo fare in modo che il medico faccia per un'ora il medico. Accordo tra INPS e Regione per creare un centro per disabili operativo dal 1° di giugno all'ex casa vacanze di Farra di Soligo. Vediamo. Imboccare la strada del recupero e del riutilizzo a favore della comunità invece di quella dell'alienazione è l'indirizzo impartito a livello nazionale dal presidente dell'INPS Pasquale Tridico, e a Treviso è stato preso alla lettera, recuperando nel giro di un mese la villa ex Enam di Farra di Soligo, da impiegare in una prima fase per l'accoglienza di persone con disabilità in fuga dall'Ucraina e poi da destinare all'ospitalità di ragazzi autistici per i quali c'è sempre più bisogno di spazi. Questo era un bene di qualità, abbandonato, non più utilizzato, e pensare che riprende, torna a nuova vita, dando questo servizio alle famiglie, alla disabilità, in particolar modo ai bimbi autistici, che rappresentano un neonato su 77 che nasce è autistico, direi che è un bel segnale. Fra l'altro un modello replicabile, in maniera tale che, lo dimostreremo con i fatti già nelle prossime settimane, abbiamo già identificato altri edifici da destinare a queste attività. Ci interessava, ci premeva che l'utilizzo fosse a vantaggio della comunità locale, e grazie alla conferenza dei sindaci della Marca e alla direzione generale della AS2 questo è stato possibile. Il loro progetto è stato quello selezionato tra una rosa di 3 e io sono particolarmente contento perché lo ritengo valido, ma credo che sia anche un modello che al quale guarderanno anche altre realtà geografiche del territorio. C'è stato un grande lavoro con tutti gli enti coinvolti, dalla Regione, l'INPS, l'ULSS, i comuni, quindi veramente una bella operazione, e soprattutto questa struttura ritorna a una nuova vita dopo anni e anni di chiusura in centro paese. Davvero in questo caso è una priorità per la nostra provincia, appunto, dare questo tipo di indirizzo che va verso il mondo della disabilità, e quindi anche con delle attività all'interno che permettano proprio di evidenziare questo. L'INPS ha messo gratuitamente a disposizione dell'ULSS 2 la struttura della superficie di 4.400 metri quadrati che può ospitare fino a 40 persone. Andremo a creare gruppi appartamento formati da 6-10 persone, e quindi saranno più gruppi appartamento con ragazzi con persone che hanno sia disturbi di comportamento alimentare sia dello spettro autistico, che si integreranno tra loro e potranno quindi fare un percorso di vita importante verso l'autonomia, che è quello il vero senso, cioè portare tutti verso l'autonomia. E a Cartigliano si sono svolte le prime Olimpiadi della terza età, coinvolti gli ospiti della casa di riposo del paese, una giornata ricca di grandi emozioni e soprattutto di tanto divertimento. Vediamo. Sport e divertimento senza limiti d'età a Cartigliano, dove hanno preso il via le Olimpiadi della terza età. Un'iniziativa che ha coinvolto gli ospiti della casa di riposo e l'amministrazione comunale, con la presenza al Palalungo Brenta di istruttori e giudici di gara molto speciali. Diverse le discipline proposte agli anziani, che hanno aderito con grande entusiasmo e con vero spirito olimpico. Si gioca per partecipare, perché a vincere sono stati tutti. Il bowling, il gioco del tunnel, la pallacanestro e il tiro al bersaglio. Abbiamo una 20-25 ospiti che parteciperanno a questa prima edizione e si metteranno in gioco davanti ai loro parenti il percorso che abbiamo costruito da settembre a oggi. Nell'ottica dello star bene, ancora una volta la casa di riposo ha superato di gran lunga quello che ognuno di noi si può immaginare. Infatti a Cartigliano oggi c'è la prima edizione delle Olimpiadi dell'anziano. Tutto questo grazie alla dedizione e alla passione con cui sia il Presidente, tutto il direttivo e soprattutto il personale a casa di riposo
manda avanti questo nostro gioiello. Un momento di sport e divertimento per il bene di tutti gli ospiti della casa di riposo. E poco lontano da Cartigliano, a Mussolente, è stato presentato il primo progetto di Social Ability, in programma il 3, 4 e 5 giugno. Tutto pronto per Social Ability, evento che si terrà il prossimo fine settimana a Mussolente. Un evento unico nel suo genere tra le province di Vicenza, Belluno, Padova e Treviso, e l'auspicio è che venga preso ad esempio da altri comuni. Obiettivo: creare inclusione. La disabilità e quindi le persone che magari non hanno avuto le stesse fortune di tanti di noi rientrano però nella nostra normalità e nella nostra quotidianità. Ogni famiglia deve essere vicina alle altre e soprattutto il comune deve essere promotore di queste azioni, di questi eventi dove la normalità regna per tutti. Si comincia venerdì 3 giugno con l'esibizione di Baskin al Parco della Vittoria, per poi spostarsi al Palazzetto dello Sport per lo spettacolo ACAB di Ullallà Teatro. Sabato 4 giochi inclusivi e attività sportive per i bambini, mentre domenica nel parcheggio del Palazzetto ci sarà la fiera dei prodotti realizzati da cooperative sociali e associazioni di volontariato. Alle 14:30 appuntamento con il dottor Paolo Pezzana sul tema della generatività sociale. La bellezza del mondo è essere diversi, e quindi perché non celebrarla? Perché non celebrarla sotto tutti i punti di vista, sotto il punto di vista dello sport, della cultura, del lavoro. In più abbiamo voluto specificarlo per le persone con disabilità, perché siamo un po' stanchi che vengano viste come persone solo da aiutare, senza vedere in loro quelle caratteristiche, quella bellezza, quell'abilità, quel coraggio che solo loro sanno tirare fuori. E restiamo sempre lì nel circondario, ci spostiamo a Bassano, all'ITIS Fermi, dove è stato donato un tornio di ultima generazione. Ci racconta tutto la nostra collega Vanessa Banzato nel prossimo servizio. Mi sono resa conto, venendo all'istituto tecnico, che certe cose non sono aggiornate rispetto alla realtà industriale che c'è all'esterno, per cui ho sentito il bisogno di aiutare la scuola. Dal privato al pubblico, tra sviluppo industriale e formazione scolastica. Così, grazie alla sua lungimiranza, la professoressa Angela Mangano, in occasione dei 75 anni dalla nascita dell'AGB, azienda fondata dal marito Antonio Alban, in sua memoria ha voluto donare all'ITIS Fermi di Bassano un tornio di ultima generazione che sarà usato dai ragazzi e ragazze dell'indirizzo meccanica, meccatronica ed energia. Una donazione di questa portata per un istituto industriale come il nostro, che ha la necessità di essere sempre all'avanguardia, preparare i ragazzi ad avere competenze aggiornate per affrontare il mondo del lavoro, è veramente un regalo immenso per la formazione dei nostri ragazzi e anche dei nostri docenti. Qui abbiamo un investimento di ultima tecnologia, cosa che le scuole di solito non possono permettersi. Solo grazie quindi alla generosità del privato il Fermi si arricchisce di uno strumento che trovano nelle migliori aziende, ma che evidentemente la scuola non avrebbe potuto permettersi da sola, imparando così meglio. Il tornio è già attivo nel laboratorio intitolato ad Antonio Alban e sono proprio gli studenti che ci spiegano come funziona. Ed è una macchina operatrice CNC, ossia controllo numerico, che serve a fare lavorazioni su pezzi cilindrici, come ad esempio questo che abbiamo fatto appena adesso, che è un pistone. E niente, questo tornio è una macchina molto avanzata e ci aiuterà sicuramente in tutto il nostro percorso e anche gli anni prossimi, per le classi prossime. Per imparare quello che succede nel mondo del lavoro reale. Esatto, esattamente, proprio così. E Mestre, adesso cambiamo decisamente argomento, ma restiamo insomma nell'ambito dei servizi un po' più leggeri, legati comunque al mondo dei giovani, legati al mondo dello sport. Dicevamo, Mestre è stata per una sera palcoscenico di una bellissima e suggestiva gara podistica. A Mestre una via Piave così bella da tempo non si vedeva, vissuta, partecipata e animata dai residenti. La centralissima via Piave, nel cuore di Mestre, per oltre 2 ore si è quindi trasformata in un lungo rettilineo di atletica, dove molti runners di tutte le età si sono cimentati lungo l'inusuale distanza anglosassone del miglio, ovvero
1609 metri. Oltre al valore sportivo, la manifestazione ha avuto anche una valenza simbolica e sociale per favorire la socializzazione, promozione e animazione del territorio. Portare lo sport in strada, portare tanti atleti che corrono e che stanno assieme è una cosa bellissima, e quindi penso che sia un motivo valido per cercare di eliminare anche quelle situazioni di degrado. Siamo molto emozionati perché abbiamo rispolverato una manifestazione che organizzavamo già 30 anni fa. È un bel momento perché era un progetto bello allora e ancora più importante e più bello adesso. La vittoria della prima nuova edizione porta la firma di Igor Fontanella, che ha vinto in 4 minuti e 47 secondi. In campo femminile, vittoria netta di Laura Biagetti, mentre al secondo posto si è classificata Elisa Comisso. L'ho fatto anch'io il miglio 20 anni fa, 30 anni fa, quindi oltre al fatto che li conosco proprio perché sono atleti che fanno le gare FIDE a livello assoluto, ma anche a livello master, e ormai da anni che calco i campi di atletica. Queste idee per la città sono davvero meravigliose, l'insegna dello sport, del divertimento, è un nuovo format che ci auguriamo di riproporre i prossimi anni. Bello, io questa gara la facevo quando avevo 13 anni, quindi bella, Via Piave così è un'altra via, bello, bisogna farle più spesso queste cose in questa via perché ultimamente è degrado proprio, invece oggi è abitata da noi. E il nostro Federico Fosetti prima in diretta ci ha raccontato del Pride Village. Ebbene, adesso è proprio lui a parlarci del rilancio della Fiera di Padova. Nonostante le difficoltà, il 2021 si chiude all'attivo e molto dipende dal nuovo centro congressi. Il bilancio di Padova Hall, la società che gestisce la fiera e il nuovo centro congressi, è una sorpresa. Nel 2021, nonostante le incertezze legate alla pandemia e tutte le difficoltà degli ultimi anni, è stato approvato dall'Assemblea dei Soci con un utile di 372.000 euro, un dato in netto miglioramento rispetto alla perdita di oltre 7 milioni del 2020. La società chiude con un utile netto di 370.000 euro, quindi rispetto alla perdita dello scorso anno siamo a valori siderali per certi versi, ha un fatturato di oltre 13 milioni di euro, un EBITDA intorno ai 4 milioni e 3, non ricordo bene, 4,3, 4,5, quindi sicuramente siamo in una situazione assolutamente capovolta rispetto al bilancio dello scorso anno. Padova Hall, va detto, ha beneficiato dei ristori del governo e di una programmazione vincente. Abbiamo ovviamente usufruito di alcuni vantaggi, in parte sono stati dovuti ai ristori che sono stati dati al sistema fieristico, in parte sono stati dovuti anche però alle attività che noi, nonostante questo stop and go delle attività fieristiche eccetera, siamo riusciti in ogni caso a far crescere. Quell'aumento di fatturato è legato anche a questo. La ripartenza è stata poi aiutata dal centro congressi, perno della strategia di rilancio, inaugurato ad aprile. Gli eventi fieristici come si facevano una volta non si possono più fare, noi dobbiamo pensare a un modo diverso di utilizzare i capannoni e di utilizzare questi spazi. Più di 40 gli eventi già in programma entro fine anno, con un aumento di fatturato inatteso senza aver fatto ancora comunicazione e con finanziamenti in Europa vinti ad esempio davanti a Shanghai, una fiera molto vicina alla città che punta a risvegliare marchi del passato e prendere spunto dalle tendenze attuali, compresi quasi 70.000 studenti, ma non solo, ecco un'indiscrezione raccolta ai nostri microfoni. Un tema di cui stiamo discutendo adesso per esempio è il BIM, che è la digitalizzazione della parte di costruzioni. Eventi ce ne sono pochi in Italia, sono eventi internazionali dove il BIM è molto più avanzato. Mi piacerebbe molto portare qua un convegno e magari estenderlo a una parte espositiva, anche pian pianino puntare a diventare un punto di riferimento della digitalizzazione di tutto il settore. Parliamo adesso di Cuore Pedemontana, un'iniziativa che la nostra collega Sharon Di Carlo ci spiegherà nel prossimo servizio e che coinvolge i comuni di Breganze, Caltrano, Calvene, Lugo di Vicenza, Fara, Vicentino e Salcedo.
Terra, gusto e passione, 3 parole che descrivono l'animo del progetto Cuore Pedemontana, un'iniziativa dell'Unione Montana Astico resa possibile grazie ai finanziamenti del GAL Montagna Vicentina. Un progetto sicuramente importante per il nostro territorio. Abbiamo creduto con tutti i colleghi sindaci che fosse importante lavorare in squadra e creare un'offerta che comprendesse più comuni e più territori, e penso che davvero insieme la forza, e non è il solito banale slogan, si possa fare molto di più per il nostro territorio, per valorizzarne le specificità, le bellezze e l'offerta turistica. Breganze, Caltrano, Calvene, Lugo di Vicenza, Fara Vicentino e Salcedo. Questa è la squadra dei 6 comuni, insieme per un unico obiettivo, la promozione e valorizzazione del territorio. Sport, natura, il gusto, cultura e storia, strade diverse per un unico filo conduttore. Per Breganze magari enogastronomica, per qualcuno puntando un po' più sull'arte oppure sui percorsi montagna, ma la possibilità di offrire in un territorio così piccolo una varietà di questo tipo di offerta credo che sia un'arma vincente, quindi un bellissimo progetto in cui abbiamo creduto. E dopo i duri anni di pandemia, un progetto che profuma di ripartenza. Soprattutto per chi ha lavorato in questo settore dell'enoturismo o comunque della gastronomia, lo stop imposto dalla pandemia è stato duro. Ripartire è faticoso, ma confidiamo che le manifestazioni e il turismo che torna faccia rivivere questo territorio e le attività che lavorano in questo settore. E ieri la piazza di Tezze sul Brenta si è colorata di tricolore. Scopriamo il perché. La bandiera italiana, tanti bambini e un cielo azzurro. Questo lo scenario della cerimonia di questa mattina organizzata dalla sezione di Tezze sul Brenta dei Fanti, appartenente al gruppo sezione Arco Romano Pasubio, in collaborazione con l'amministrazione comunale e il comprensorio scolastico. Da 12 anni lo facciamo, diamo a tutti i ragazzi del nostro comune di quinta elementare la bandiera italiana. 1620 bandiere consegnate in 12 anni, ormai una tradizione che ha radici nel simbolo italiano per eccellenza. Se pensiamo che la bandiera italiana nasce il 7 gennaio del 1797, sono 225 anni che parliamo d'Italia. La bandiera italiana è la casa degli italiani, è il simbolo per eccellenza degli italiani. Protagonisti di questa mattina tricolore, loro, i bambini, che hanno dato voce a lettere e poesie dei caduti. Qui non c'è bolli né carta, un qualche foglio per disgrazia. Spero che avrete capito tutto ciò che vi posso dire con il mio misero scritto. Abbiamo sempre detto ai ragazzi che non si nasce saggi, ma ci si diventa saggi, e confrontandosi e ricordando le esperienze di quelli che ci hanno preceduti. Il senso di questa, commemorazione, di questa memoria è questo. E non poteva mancare a tutti i bambini un augurio speciale. Studiate e che Dio vi voglia. E al centro giovanile di Bassano, premiazione del concorso Amico Libro dai bambini, un messaggio di voglia di stare insieme. 175 bambini delle 10 scuole paritarie dell'infanzia di Bassano, riuniti per scoprire il vincitore del progetto Amico Libro, tornato dopo un lunghissimo periodo di buio causa pandemia. A ogni scuola il compito di leggere 12 volumi e votare il preferito, anche se oggi a vincere è stata soprattutto la voglia di divertirsi e stare assieme, risate, boccacce, facce buffe e occhi che brillavano. Mi è piaciuto tanto George. Facevo mu. A voi è piaciuta questa giornata? Sì, mi è piaciuta quello che Giorgio diceva Bauba, quella che diceva Baubau. E a te? Mi sono piaciuti tutti. Ma a te piace leggere? Sì. E il libro più bello per te qual è? Corna bicorna. Ma parla di streghe? Di una strega. Corna bicorna. George. Abbaia George. Bicorna. Insomma, piccoli ma con le idee ben chiare, come la risposta che ci ha dato questa bambina. E la cosa più bella di questa giornata qual è stata per voi? Per me stare qui in compagnia. Insomma,
Immagini sicuramente che mettono di buon umore. Noi ci spostiamo adesso a Belluno, a ridosso della Festa della Repubblica. Il Salone della Prefettura di Belluno ha ospitato il viaggio ideale messo in scena da alcuni studenti della scuola media. Promuovere conoscenze e analisi del passato per comprenderle e proiettarsi nel futuro. A ridosso della celebrazione della Festa della Repubblica e a pochi mesi dal centenario del Milite Ignoto, nel salone di rappresentanza della Prefettura è stato rappresentato il Treno dell'Ignoto, frutto di un sapiente lavoro di ricerca che ha coniugato storia e musica, condotto dagli studenti della Scuola Media Ricci di Belluno. Fu un viaggio ideale quello del convoglio speciale che nel 1921 trasportò la salma del soldato senza identità, uno dei tanti morti al fronte per la patria, ha ricordato il prefetto Mariano Savastano. Un viaggio che ritorna attuale oggi per rimettere insieme il Paese dopo l'emergenza Covid e la guerra in Europa, che resta aggrappato ai valori fondamentali della democrazia. Aspettavo che ritornasse. Un po' ci spero ancora. Qualche volta però succede che non ci spero più. Quando il babbo è partito ci siamo disperati per giorni, per mesi. In quei 3 anni abbiamo pregato in continuazione e sul nostro cuore pesava una pietra enorme. La rappresentazione ha riletto il libro scritto dall'insegnante bellunese Paola Zambelli, un romanzo pensato per i ragazzi che narra in 11 racconti episodi storici, situazioni, luoghi e accadimenti della Grande Guerra. Curatrice del progetto, oltre all'autrice del libro, l'insegnante Gisella Galatà, che ha curato la rappresentazione musicale. E con un grande ago ha infilato tra le ciocche un nastrino che segue l'intreccio dei capelli. Per me è troppo, è davvero troppo. Autorità locali, scolastiche e militari hanno assistito alla rappresentazione assieme agli studenti del Segato, del Calvi e del Leonardo da Vinci. E adesso in chiusura, prima di salutarci, diamo una rapida occhiata al report di Azienda Zero. Lo sapete, è la fotografia dell'andamento dei contagi nella nostra regione. Ebbene, il report delle ultime 24 ore fa segnare un delta di casi positivi, quindi i nuovi positivi intercettati, che sale a 1837 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. I casi attualmente positivi in Veneto sono invece 27.369. Continuiamo a leggere questo report con le nostre tabelle, con i nostri numeri, che fortunatamente per quello che riguarda ricoveri e terapie intensive sono numeri in negativo, quindi numeri che indicano che si sta alleggerendo costantemente, continuamente la pressione ospedaliera. Meno 12 ricoveri in area non critica, quindi si liberano 12 posti letto, insomma, negli ospedali. Per quello che riguarda i ricoverati Covid, scende anche il numero delle terapie intensive, meno 1. Rispetto a ieri, giorno in cui avevamo dato come 0 il numero di vittime da Covid, purtroppo oggi dobbiamo constatare il decesso di 3 persone. C'è tempo anche per dare un'occhiata velocissima al report delle vaccinazioni, la campagna vaccinale che come vedete da questi numeri complessivi, da quando insomma è disponibile il vaccino, ha fatto segnare in Veneto oltre 11 milioni di somministrazioni, di dosi somministrate, di cui quasi 3 milioni, 2.828.556 prime dosi, cicli completati quasi 5 milioni, 4.805.784, e poi invece le dosi addizionali, la cosiddetta terza dose, il booster, 3.409.259. È davvero tutto per oggi, per questa edizione di Focus TG. Non mi resta che ringraziarvi per aver scelto la nostra informazione e darvi appuntamento a domani.